troviamo sulle colline di Colbertaldo, frazione di Vidor, in un itinerario che ci porterà in comune di Valdobbiadene, nella borgata Follo, che è una borgata di Santo Stefano. Qui vediamo benissimo l'erosione selettiva delle nostre colline, quindi la presenza di tipi di rocce diverse, di suolo diverso. Sono delle colline che si sono formate con degli strati, con dei depositi di roccia più dura, il conglomerato, che si vede proprio in quei costoni che emergono, e rocce più morbide, marne, arzille, e quindi in tutto questo tempo, migliaia e migliaia di anni, sono state asportate dagli agenti atmosferici. Qui lungo il sentiero 1017 troviamo degli alberi da frutto di dimensioni veramente notevoli, generalmente vengono tagliati, capitozzati più bassi per favorire la raccolta dei frutti, ma qui alle nostre spalle c'è un albero di cacchi veramente imponente. Sono degli alberi che potrebbero certo arrivare a questa altezza, ma generalmente non è così. E a carico di frutti quest'anno è particolarmente abbondante la fruttificazione di moltissimi alberi, anche selvatici. Il kaki deriva il suo nome dal giapponese, il nome giapponese di questo frutto, ed è stato introdotto in Europa alla fine del 1500, in Italia è arrivato un po' più tardi, alla fine del 1800, perché la sua origine è asiatica. Nei primi anni 70, in quell'area lì, durante degli scavi, sono stati trovati i resti di un mammut maschio alto fino a 3,5 metri, con le zanne spiralate. Oltre all'importanza del ritrovamento, è anche una testimonianza del clima presente in quest'area, che si tratta del periodo del Pleistocene, che va dai 70.000 a 20.000 anni fa, quindi in periodo di glaciazioni. Da Colbertaldo si intraprende il 1017 e poi ad un bivio qui dopo il Col Maor si può o proseguire per arrivare fino a Cossamartino, Col Mongarda, Col Mogliana, eccetera, oppure scendere come faremo noi al Follo. La Teva è questo torrente che corre ai nostri piedi, che modella il borgo del Follo in particolare, perché il Follo si situa nella riva destra della Teva, un po' rialzata rispetto al torrente, e la Teva in realtà è la nostra madre, ha dato origine a Santo Stefano, perché già nel 400 qui sono documentate delle attività proto-industriali che traevano l'energia dalla Teva. Questo piccolo torrente che nasce a Santo Stefano, che si getta poi nel Piave, percorrendo tutte queste piccole valli attorniate da vigneti, ma anche da bellissimi ontani. Questo torrente, questo fiume, ha dato vita nel corso dei secoli a 14 ruote di mulini da farina, mulini da follatura, magli, e le attività prevalenti, quelle più significative, al di là del mulino da farina, che era fondamentale per l'alimentazione delle famiglie, due attività in modo particolare hanno connotato questo borgo: la follatura della lana, di cui rimane ancora un lacerto, un piccolo edificio proprio nel borgo del Follo, e il maglio. Quindi la Teva è un'acqua materna, è la nostra grande madre, che noi spesso maltrattiamo, misconosciamo, però dovremmo tornare qui per capire le nostre origini e probabilmente anche un pezzo del nostro futuro. Questo è lontano nero, Alnus glutinosa in latino, o chiamato anche Arner in dialetto, ed è un albero davvero particolare per una serie di caratteristiche. Legato agli ambienti di acqua, indica la presenza di questo elemento anche se non visibile. Le foglie restano verdi, non diventano né gialle né rosse né arancioni durante l'autunno, e i suoi frutti sono dei frutti simili a delle pigne, nonostante questa pianta non sia una conifera. L'altra particolarità legata a questo albero è la sua linfa. La sua linfa, quando viene inciso o tagliato, a contatto con l'aria diventa rossa come il sangue. Quindi si dice che è un albero che sanguina. E quindi in un contesto di acque, con magari la nebbiolina e questa caratteristica che ha di avere la linfa color rossa, lo rende un albero veramente mistico e speciale. Questo piccolo borgo origina dall'incontro felice fra l'acqua della Teva e la pietra delle cave di Mulera e di conglomerato, che davano agli abitanti di questo borgo il materiale per costruire le case con l'arenaria e per realizzare le macine dei mulini con il conglomerato. Per completare il quadro di questa straordinaria storia, la strada che collega la Val Molera al Follo
porta il nome di via Chiodere e Molere. Le chiodere erano gli stenditoi in cui appendevano i panni di lana ad asciugare, quindi l'origine di questo borgo è un'origine proto-industriale, poi è arrivato il vino e il prosecco, ma noi veniamo sostanzialmente dall'acqua e questa è la prova nelle parole, nei nomi, c'è la prova vera, storica, partecipata e condivisa anche dai suoi abitanti, che la maggior parte dei quali portano il cognome di Follador, che noi veniamo da questa attività industriale già dal 1400. Come mai c'è una meridiana in piazza? C'è una meridiana in piazza perché è dedicata a un abate, un matematico famoso che è nato nella piazza del Follo, Don Giovanni Follador, che agli inizi dell'Ottocento, un insigne matematico che insegnava all'Università di Padova, realizzò, disegnò, progettò la meridiana del campanile di Valdobbiadene e con questa opera di restauro della piazza il comune e la comunità del Follo e di Santo Stefano intende omaggiare questo nostro antenato, questo illustre personaggio del nostro paese, dedicandogli quella piccola ma significativa meridiana che è in fase di completamento.